Siamo a Sottomarina di Chioggia, al Cursal, convegno sulla legge regionale sul turismo. Lucio Tiozzo, consigliere regionale capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Veneto. Quali sono le opportunità che, oltre ad un anno di distanza dalla sua approvazione, la nuova legge regionale sul turismo sta offrendo agli operatori? Ma indubbiamente credo che quando si è deciso in maniera bipartisan di approvare questa legge si pensava a un Veneto che è la prima regione d'Italia sul fronte turistico, è la quinta regione a livello europeo e quindi a modernare il sistema turistico alle sfide nuove. Ormai sempre di più stanno cambiando le abitudini degli italiani e anche dei turisti stranieri e quindi riammodernare la rete turistica da una parte potenziando gli operatori turistici, quindi le strutture ricettive, dall'altra rafforzare l'idea di accoglienza, dove il Veneto mette assieme tutte le potenzialità del suo ambiente, della sua cultura, della sua attività enogastronomica, quindi puntare su un'accoglienza che coccola il turista e che lo mette al centro delle proprie attenzioni.